Presidente, un tavolo molto importante oggi per i lavoratori della Flex, 65 esuberi interinali, però la Regione ha degli appuntamenti importanti adesso, a parte il tavolo 19 nazionale, ma altri 2 appuntamenti che lei oggi ha imposto all'azienda. Assolutamente, intanto ci vediamo venerdì pomeriggio ad un tavolo tecnico per cercare di definire una volta per tutte un progetto di industrializzazione che possa permetterci anche di consolidare l'azienda in prospettive future. Poi la prossima settimana un tavolo con l'assessore Panariti che ha ad oggetto soprattutto la questione dei 65 lavoratori, a cui è andata ovviamente tutta e va tutta la solidarietà della Regione, ma noi vogliamo anche cercare di capire dall'azienda quello che si può fare per riassorbirli in tutto o in parte e quello che possiamo fare anche per sviluppare nuovi processi produttivi e nuovi prodotti. E poi c'è il tavolo al Mise del 19 aprile, importante, a cui parteciperò anch'io personalmente, perché credo che si debba sentire la voce della Regione, dei lavoratori, dell'azienda e cercare di trovare, come abbiamo fatto in altre circostanze, anche qui a Trieste, penso a Varsila, penso ad altri insediamenti industriali con i quali stiamo lavorando e ai quali abbiamo dato la disponibilità ad accompagnare politiche industriali, anche Flextronics, che è venuta qui, si è insediata qui, ha trovato uno stabilimento sano, ha trovato dei lavoratori altamente qualificati, ha il dovere di, ovviamente il diritto di continuare a lavorare, ma il dovere di lasciare qualcosa sul territorio in termini di ricchezza. Presidente, lei ha richiamato con molta fermezza l'azienda sulla parte progettuale. Sì, anche perché la Regione non può fare politiche industriali, può accompagnare le politiche industriali che vengono fatte dagli imprenditori, quindi l'imprenditore si dia da fare e faccia queste proposte. Noi siamo disponibili e pronti ad aiutare sia con risorse sia con servizi che abbiamo messo a disposizione anche di altre aziende, quindi basta perdere tempo.